in the middle of the night. Allora, qua ci siamo. Ok, allora, a me mi serve soltanto, Ma che non guardo. ok, così, tempo che aspettiamo 2 secondi e mi metto anche, ok, ce l'ho da qua. Ok, allora, vi avviso il dottor. Ok, dottor Mercury, siamo in live, appena la vediamo possiamo subito partire. Allora, le cosa si aspetta da questi Game Awards, signor Gianmarco? È possibilmente qualcosa che mi sorprenda, se è possibile. Qualcosa che ti può interessicchiare, cioè poi sta a te, alla tua coscienza Assolutamente. civica e morale. Quindi niente, mi auguro di vedere belle cose. Io avevo detto in questi ultimi, quando ci siamo stati io, te e Peppino l'altra sera, io avevo detto per me Atlus non penso ci sia. Io ovviamente premetto per tutti quanti, non visto un cazzo oggi, perché ho lavorato tutta la giornata, poi sono tornato a casa e sono morto, quindi non ho visto nulla se non appunto Divinity, questo lo premettiamo per un fatto di correttezza. Divinity ho visto il trailer, sì, di cinematico, quindi io Atlus non penso abbia fatto vedere niente, perché saresti stato molto più gasato, quindi immaginavo questa cosa qua, dispiacere grosso, però vabbè. Io ieri avevo detto, se poco per il fatto che mo c'è stato l'anniversario pure dei 20 anni di Yakuza, viene annunciato il capitolo nuovo di Yakuza, non succede perché secondo me è ancora un po' presto, però sarebbe il panico per me. Inazuma Eleven è troppo presto per parlare di qualunque cosa, poi Game Awards dubito che ci sia level 5 con tutti bene. Mi piacerebbe qualche action adventure RPG come genere nuovo, qualcosa di fresco, oltre ma magari non lo so, qualche novità su The Witcher 4 mi piacerebbe. Ok. E il resto non credo sia successa questa cosa, ma magari mi sbaglio. Mi piacerebbe avere notizie da Kevin Levine e anche dal team di Bioshock per quanto riguarda sia Judas che Bioshock 4. Allora, diciamo che alcune delle cose che hai detto, magari qualcosina potresti magari essere in parte accontentato, mettiamola così. Vabbè, Poi capirai al momento giusto. già è qualcosa. Tu hai detto una cosa, ci sei andato proprio vicinissimo, però hai sbagliato il dettaglio principale. Ok, vabbè. Ok. Per il resto penso sì, niente. E poi ovviamente Remedy che deve ovviamente aver confermato Control 2 o gioco punto di domanda. Là Comunque, ti posso dire che io legato sono alla stato moda. molto contento Tu ieri stai sera. con te? Molto, Allora molto tocca vedere contentissimo. Control 2. Molto contentissimo e Vabbè. allora, Vabbè. io ho anche avvisato il prode Christian oggi, ho Ah, detto ok. Christian, cioè, tu sai cosa è successo ieri sera? No, gli ho mandato il link. Perfetto. Ho detto tu devi Quindi, vedere questo. al momento mi fermo a questo. Panico, esce Sakurai che annuncia un nuovo Smash all'improvviso, ma non credo sia successa questa Ora, cosa. adesso non No, esageriamo. ho chiesto. Non Ho solo esageriamo. chiesto. Allora, aspettiamo giusto un attimo che arrivi il Sì. dottor Mercury. E qua siamo pronti. Sono E voglio 42 vedere elementi. Tomb Raider. Voglio vedere Tomb Raider nuovo. Ok. Quello là. Perché questo so già che l'avevano pre-liccato questo qui. No, l'avevano proprio confermato che sarebbe stato proprio mostrato ufficiale. Quindi voglio vedere com'è. Allora, bello. Do un occhio e vediamo un pochettino. Sì, mi sa sì, questo. Ok, penso che stia arrivando anche lui. Sta scrivendo qualcosa. Vai. Vediamo se c'è, se no iniziamo. Non so se Twitch ha dei problemi, ma non va niente. Ok, no, qua funziona tutto correttamente.
Prova a chiudere completamente l'app di Twitch e riaprirla, perché sto facendo un test mo e la live funziona tutto correttamente. Vedo anche io. No, è il solito problema, pure altre volte i ragazzi l'hanno avuto. Adesso tutto faccio pure un po' più di alto. No, a me si vede, funziona. Ok, non è che il problema come faceva l'altra volta. Ci sono i poteri forti che non vogliono far vedere al dottor Mercury gli acquisti, capito? Le cose nuove. Allora, io brevemente mi sono preso la scaletta, sì, e ho messo in ordine tutti i trailer basandomi principalmente su quelli presenti sul portale dei The Game Awards, anche per alcune cose che hanno fatto vedere prima proprio di mostrare i trailer. Ho messo tutto in ordine, ci sono sia giochi che altre cosine esterne che sono state fatte vedere. Io voglio di tutto, tanto poi da dopo stasera mi vado a recuperare tutta la conferenza skippandola. Quindi mi vado a vedere tutti gli intermezzi, voglio sentirmi i concerti, che so che ce n'è stato più di uno, oltre a quello di Expedition, ho sentito. Allora ti dico che uno dei concerti, una delle cose, una delle performance, è presente tra gli elementi che ho preso nella playlist, perché c'è un annuncio poi alla fine, a sorpresa. Io e Peppino stavamo parlando di alcune cose mentre è partita sta performance. Alla fine ha detto: scusate, voi volete questo? Io ho detto sì. Giuseppe non ha detto ancora sì, però ho detto subito sì, immediatamente. Ah, ok. E poi cose dette. Oh, eccoci qua. Eccolo qua. Dottor Mercury, buonasera. 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 Allora, siamo pronti? Noi siamo pronti. Io mo faccio partire il primo trailer. La prima parte dei trailer sono quelli che sono stati mostrati un pochettino al pre-show. Ci sono cose alquanto interessanti. Noi vediamo tutti i trailer una volta. Mi dite quando volete che andiamo avanti e poi ci settiamo il tutto per bene. Lei è pronto, dottor Mercury? Lei è blind. Ok. Dottor Gianmarco è semi-blind, ne stavamo parlando adesso, però di base non so, si è liccato solo una cosa così semplice. Allora, come sono partiti sti Game Awards ieri? Con questo. Studios. This is the free shepherd. Dimmi se si sente bene. Allora, sì, cane da pastore, sì, cane da pecora, esattamente. Cane da pecora simulator. Cane pecora. Però, allora, ci sono ste pietre nel mezzo, ci sono ste cose. Oggi questo dobbiamo giocare. Ci sono cose nel mezzo. Me l'hai già venduto. Il pastore libero. 2027 però. Perché? Ok, I'll say it. The E questo era per iniziare. Una cosina semplice, tutto a posto. 2027. Cane da pecora simulator. E poi è stato mostrato questo. Crea un sito da amare. No, ti puoi girare. Scusate, schifo le pubblicità appena possibili. Troppo ragazzi. Ya merda. No, che cos'è? Ma non mi potete Sky? No. Qualcosa di molto particolare e per me molto interessante. Ma che Dark Souls in prima persona? Mettiamola così. È qualcosa di molto particolare. Stile grafico bellissimo. Decrepit. Ok, Decrepit. È un Souls tipo Dark Souls in prima persona. Sì,
Sì. Va bene, sì, mi piace, cioè, a me non piace il Allora, genere. Però fino a qua, Dottor Mercury, normale. cosine tranquille, tutto a posto. Ora c'è un titolo che è già uscito anche su Steam ed è possibile provare in demo, ed è questo qua. Che non devo caricare da qua, ma devo caricare da qua. Audio meglio. Tu sai che io giochicchio un pochino con i giochi musicali. Puoi far partire tutta la tua musica e sì, bello, molto carino, molto carino. non ho avuto tempo di provarlo oggi, però una provina questo lo voglio fare. Voglio fare lo stage con Banana sul fondo, questa è una cosa che devo fare. Gerald of Darkness 10 minuti, che cazzo dice? Bisogna provarla. Ed è molto simpatico, sì, è sfizioso. Qualunque tipo di musica funziona. Molto simpatico. Questo molto Qualcuno simpatico. ha detto questo contra Panarella? Per caso così da proprio? Cloudflare offers numerous products. No, partono cose all'improvviso. Aspetta, che sto tenendo due schede aperte. Allora, mo, vediamo un attimino se. Bel titolo da vedere, con un plot twist. Dici, com'è possibile? Oh, Regan, buonasera. Bonsoir, Appena in Regan. tempo. Abbiamo visto solo i primi 3 titoli finora. Però principalmente indie. Quindi nessuna bomba ancora. Allora, io lancio il prossimo trailer. Sì. Io non dico niente. You've been to the sea before? On Earth? Sai come girerà bene su una PS5 Pro? Secondo me girerà proprio bene. Riesco a girare bene. Sì. You're just gonna stay here when this is all done? What do you want? Regan, tutto bene? Questo potrebbe uscire fuori davvero un bel titolino qua. Man, Enos again. I can't do anything. Tutto a posto, Regan, non è. Hello, unregistered guests. Your presence here is a violation of Cradle Security Protocol. Allora, ambientazione c'è. Il gioco sembra abbastanza simpatico. I mostri sono belli grossi. Lui è pragmata, ma con una novità. C'è una novità. Esce anche su Switch 2. Esce su Switch 2, complimenti. Ora Complimenti. è uscita anche una demo e domani vedo di provarla. Sì. Disponibile da ieri su Steam e nei prossimi giorni sarà disponibile anche su PlayStation e quant'altro. Poche citazioni a DS. Sì, però sto titolo Capcom c'ha un bel po' di... Poi Capcom quando fa titoli nuovi e si mette di impegno, sì. Tira fuori dei bei titoli. Qua potrebbe uscirci una bella serie. Ho visto da avrei. Questo qua è uscita la demo, quindi nei prossimi giorni chi è in possesso di Steam adesso o chi nei prossimi giorni sarà in possesso di una PlayStation potrà scaricare la demo e provare il titolo. Certo. Allora, prossimo titolo. Sì, uno si mette là, se lo scarica, prova. My dear children, I write this letter to you as testimony of my undying love. Diorcus, my beloved, you will honor our goddess more than I ever could. Ricard, my cherished, find your father's steel and face the challenges ahead. What happened? She knew Marike was coming for her. Never forget,
The bonds that tie the six Avvisatemi of se you la will be musica è your bassa e strength. alta, ditemi tutto così regolo immediatamente. Cos'è questo? You should have saved her. She deserves the peace of death. E infatti lo dire Ben Star, What an sempre lui interesting family you must have. C'è anche un bel cast. Is that fear I sense? No, può sembrare quello, Regan, ma non è. È anche un po'... hai capito? e diventa un altro Never give in to invece di essere rifugiato è proprio un tattico classico. Beh, ci sta. Questo può interessare anche a me. your loving mother, Mahin. L'avevo Solasta sentito questo 2. nome. Questo già l'avevo sentito in passato. E questo Solasta. qua molto carino, in Sì. accesso anticipato su Steam Sì. dal 12 marzo. Sì. Mo' il prossimo titolo, Eh? allora, secondo me, a tutti qui presenti, potrebbe interessare, sembra molto simpatico, guardatelo nell'insieme. Sì. A Natale Non da qua però, perché sennò giustamente non parte. I love the new game. Ah. Okay, sunshine, check. Back, check. Time for a new platforming adventure. What? My village was gone. All I wanted was to go back home. Badgerborn tried exploring. Lui è il personaggio di un gioco È finito in platform. un Souls. Sì, che ci fai? Che What fai? I Ha fatto pure il remote. Everywhere I went looked strange and Ma è weirdly unfinished. bellissimo. Waiting for And that's when I found it. And everything changed. Literally. Oh yeah! Make your own platform game, baby! Now we're talking! I had a new grasp on things. I E learned puoi tricks. fare cose con i vari oggetti. No, beh, Ma non è solo quello. I No, really transformed È myself. un gioco ambientato nel gioco. It's amazing! Made a bello. bunch of new friends. The Last Bench. Picked up new wheels. Figured out how to think big E modifichi tutto in tempo reale. and small. Questo è un qua, aspetto. questo qua può essere molto divertente. And then the code broke down. Ma? C'è anche un po' di flippamento così. Questo studio ha dello stile, è uno studio nuovo, non ne avevo mai sentito parlare, ma c'ha bello stile. Really? Ciao, Una sedia, quello. quello. And that's when I found you. Ma è Ivan Peters. Ma era Ivan Peters. Allora, È Quicksilver. questo qui, quando esce, Io voglio giocare anche io a una questo prova, gioco. io gliela voglio fare. Mi sembra molto simpatica come idea. Il personaggio principale è caratterizzato benissimo. Sì. Questo occhio a questo qua che potrebbe uscirci un bel titolo. Però questo è wishlistabile al momento, quindi... Allora, vabbè. prossimo titolo. Prossimo titolo, mettiamola così. Questo qua è carino, è simpatico. Questo da giocare con i propri nipoti. Questa è una mano santa, questo titolo qua. Poi, se qualcuno ha dei nipoti in chat, uno prende e segna gli appunti e poi mette in lista desideri, se ha una PlayStation. Quando mette in sconto lo prende, vieni a zio, giochiamo, poi fa pure bella figura. E che non guasta mai. Allora, così uno dà dei suggerimenti, così randomici, poi ognuno sa sé. Allora, prossimo titolo, io ora vi faccio partire il trailer, poi guardate. Mi raccomando al titolo. Con il piano di accumulo di Bigisax, Che non è scegli questo, l'importo non è e resti questo, automaticamente non è ogni questo, mese non è senza questo. costi. Non è questo. Goditi Non è neanche tutto il questo. piacere delle tue lasagne. con Scusate, ma besciamella. purtroppo YouTube ormai è diventato un And the cartello first look at pubblicitario. gameplay with you. Ok.
Allora, voi guardate fino alla fine, non fatevi preconcetti. C'è uno studio nuovo che sta facendo sto titolo. Lui è Zombie Bro. Sì. Io questo lo voglio provare. Però di zombie buono, no? Zombie cattivo. No, questi sono per sniper. Ricordo poi il mood di Lollipop Chainsaw. Mettiamola così. Giochi tu, dice. Ma è morto gioco, no? Non ci si fa. Ok, avrete delle risposte. Speriamo che perché non mesh, non mesh, smashissimo. Allora, ci potrebbe essere del sesso qui, attenzione. Stupid Never Dies si chiama. Ok, va bene, come si gioca? Aspetta. Sì, Gianmarco, io ho visto questo, ho detto questo è Ma sta sboccando! questo è il titolo Cosina tua. Chi si può svariare? Questo è Cosina tua. Cioè, un po' embrionale, mi sembra ancora perché È uno studio nuovo, però a livello di idee e di messa in scena del tutto. dopo il prezzo giusto io li supporto completamente. Questo facciamolo pappoliare un pochino sto titolo. E mangi gli avversari. Però credo che ci sia pure anche l'altro personaggio. Quindi magari Allora, esce pure PS5, perfetto. e questo qua, Mi piace. studio nuovo, titolo nuovo, questo è da tenere un pochettino d'occhio da qui all'anno prossimo e vedere quello che succede. Mo, da qui è finito il pre-show. Questo era il pre-show. Questo era il pre-show, tutti i titoli visti finora erano del pre-show. Posso dire simpatico. I giochi tu, ecco, ti ringrazio Carmine, molto gentile. Robette sfiziose. Allora, da qui, buio in sala, Buio. si accendono le luci Sì. e poi è partito il primo trailer. Ok. Io adesso lo lancio, non dico niente fino alla fine. C'è Giuseppe per testimone, c'è la live ieri, io stavo così. Okay. Allora. Geoff. Intergalactic. Abbiamo detto la stessa cosa ieri. Poi c'è stato un punto... Star Wars. Sì, Poi nave Star Wars. Jedi 3? No, non è Jedi 3. Ah, io lo riguardo e c'ho la pelle d'oca. Sì, è proprio Star Wars. Sì. Che cos'è? Io già da qua ho detto fermi. Che è questo? No, ti prego, gioco su quella no, Piacere. Se da questo ci fossero dei dubbi, abbiamo capito di che mondo stiamo parlando. No, ma pure la musica è Ma che cosa di questo mondo? Chi è questo? Questa è da una saga che tanto abbiamo amato e che ci ha deluso negli anni. È il nuovo di Old Republic. Io sfido fatto dal creatore originale. Io stavo sbattendo questo. Non l'avrei mai detto, mai. Anche perché Knights of Old Republic, il remake, è sparito completamente dalla circolazione. Oh, buonasera! Django, bonsoir. Ma è... Allora, hanno fatto proprio gioco nuovo direttamente. Knights of the Old Republic, non vorrei sbagliare, i due Thor, così come vengono definiti, sono secondo me tra i migliori giochi a tema Star Wars mai fatti. Dove ti fai il personaggio? Sì, è una sorta di Mass Effect Space RPG fatto a tema Star Wars, però bene. Io erano anni che speravo
pure da avere notizie sul remake e quant'altro. Niente, sparito. Che uscisce un nuovo. E che cazzo? Quindi forse hanno cancellato il remake Non del so, primo non e hanno so, passati non a so. questo. Intanto questo è stato il primo. Ce lo prendiamo. Anche Dottor Mercury, Questo recuperatelo qua quello. sarà, se è come i precedenti, Guarda, sì. RPG soft action in tempo reale con allineamento della forza. Qua ci può uscire un grandissimo titolo. Questo la goduria. Tu lo sai, l'ho detto pure nelle ultime live, quando c'è questo rapporto amore-odio, che mo adesso è odio con Star Wars. Guarda, dopo 20 anni, se sto titolo esce, lo dico in live senza problemi, sono disposto a far pace con Star Wars. Se sto titolo esce bene, mi riappacifico. Però con lato videogiochistico. Lato videogiochistico. Con lato cinematografico, non so se ti vuoi riappacificare. Io appeso le capito? Allora, questo se esce bene, enorme day one per me. Allora, e questo qua abbiamo detto, ragazzi, siamo partiti proprio benissimo. Va bene. Nuovo teaser, che è quello che Gianmarco mi ha detto di aver già visto prima. Sì, questo l'ho visto. Allora, non è solo per il trailer insieme, come è stato presentato il tutto. Questo è pesante. Ragazzi, godetevi il prossimo trailer. Proprio godetevelo proprio, anche con Wix. C'è del flex in questo trailer, diciamo. All right, now it's time to put an end to gaming's most controversial mystery. Ti dov'è mi è scoppiato tutto. No, non ti preoccupare. Vai tranquillo, vai tranquillo. Sì, del nuovo gioco, sì, non è più Kotor, ora è Fotor. Effettivamente, sì. Io voglio dare una possibilità, le basi ce l'hanno. Io credevo fosse qualcosa di Kingdom Come, ti dico la verità, per un po'. Confesso pure io. Figlio di Torres, sì, hanno fatto una rappresentazione bellissima. Sì, questo è pesante. Però se non amate la vista del sangue, mettetevi la mano davanti agli occhi, fate la fessurina per un po'. Non va un cazzo, quello è... Ha avuto pure lo stesso problema Mercury prima su Twitch o quant'altro. Prova a chiudere completamente l'app e rientrare. No, quello. Questo povero ragazzo, una volta che riesce a venire, c'ha pure problemi con nessuno. Ha strafatto proprio alla grandissima. Il problema è che quando l'Arian fa bene, quindi potremmo avere davanti un futuro Goti anche stavolta. Stiamo attenti. All'inizio un pochino l'avevamo pensato, sì. Però quando io ho detto il fatto dell'assalto, che su quella lassa di vita dopo 2 giorni era uscito fuori già qual era il titolo e tutto, non mi ha stupito più di tanto che fosse effettivamente lui. Però vedendolo avevo è facile pensare The Witcher. Poi c'ho il day one istantaneo, proprio istantaneo. La festa regionale di quartiere dove si può ovunque, facci fuori il coso gigante, fanno un anziano dentro, si frusta, sì. tira le cose. Poteva essere, magari. Io sono uno di quelli che continua a sperare che prima o poi un continuo lo fanno. Io ci continuo a sperare in un modo o nell'altro. Non è Scorn, Dottor Mercury. No. Non è Scorn 2. La Bibbia allegra. Che bello, una persona sta morendo. E poi succedono cose.
Allora, io ho buttato il sangue alcune volte, non mi è mai capitata sta cosa. Che è successa sta cosa? Quindi c'è un po' di tutto a questa festa. Questo non è un bene. No. Quindi se nella vostra vita vi trovate davanti qualcosa del genere, voi girate e correte. Non fatevi domande. Mamma. Eccoci qua. Siamo tornati. Vedi? Così, fresco. L'unico nemico per questi giochi è e resterà soltanto uno, il tempo, non mi può dedicare. Vedo quando esce, prenderò solo questo e basta. Casomai non si fosse capito dopo gli 864 rumor dei giorni precedenti, Divinity fatto dall'aria. E che vuoi dire tu? Già va bene così. Cioè... Non è stato fatto vedere il gameplay, solita lamentela che fanno tutti, però ecco, se lavori bene, metti l'Arian. Noi sappiamo che lavora bene. Se mi annunci un gioco e non mi fai vedere scene di gameplay, non c'è bisogno, perché ci fidiamo di te. Cosa che dovrebbero capire un attimino anche gli altri. Adesso, Dottor Mercury, lei appicci le orecchie, apra gli occhi e anche un pochino lei, Dottor Gianmarco. Io credo sia proprio un Divinity nuovo in tutto e per tutto, Djangoidel. Allora, sarà un remake del primo, ma visto che il concetto di multiverso, linee temporali un pochettino collegate e quant'altro, o sarà un total remake, storia del primo, e la aggiustiamo un pochettino, o qualche collegamento con la, tra virgolette, la saga precedente. Poi, ecco, la cosa che ho detto poco fa, l'Arian fa Divinity, personalmente facesse quello che cazzo gli pare e piace, tanto come fa bene. Tanto l'avevano detto, noi Baldur's Gate 4 al momento non può lo anche facciamo. Dire la versione speculare del gioco originale, invece dei buoni c'è i cattivi. Loro, cioè... Vabbè, fai tutto. Questo si compra fai tutto. Allora, prossimo gioco, Dottor Mercury, stia attento, possiamo dire. Per il prossimo gioco, Dottor Mercury, lei deve stare attento, perché c'è un personaggio che per la mia vita e la sua vita è molto importante. Quindi lei vedrà questo personaggio, appizzi le orecchie, guardi lo schermo. Pure lei, Dottor Gianmarco, è anche in chat, perché è una cosa a più persone, mettiamola così. Va bene. Allora, acidità da parmigiana? Non è il Jeffer. Jeffer. Non è il Jeffer. Jeffer, alleato non è contro l'acidità. Semplice, flessibile, sicuro. Ecco come il conto deposito sicuro che saltiamo la cosa. Congratulations, Jennifer. Allora. From Bad Robot Games, please welcome J.J. Abrams and the creator of Left 4 Dead, Mike Booth. Allora, come? J.J. Abrams è il creatore di Left 4 Dead. Il Dottor Mercury, lei già... Che cosa sta succedendo? Sì, lei, guardi, ascolti. Jeffer 2, no, Regan, non è Jeffer 2. We've been so lucky at Bad Robot to get to work with some incredible artists to tell stories on stage, TV, and film. And it's been an absolute thrill and honor to have spent the last few years working with the brilliant Mike Booth on an original universe that brings our passion for great storytelling to the PlayStation and PC. Thank you, JJ. At our Bad Robot Games studio, working with our friends at PlayStation, we've been creating a new kind of co-op game that builds upon what I learned making Left 4 Dead. The result is something Giusto per fare un riassunto, mi permetto di fermare questo, è che allora è l'ennesimo gioco coop shooter fatto in un certo modo, però abbiamo il creatore di Lost, il creatore di Left 4 Dead, poco conosciuto anche quello, insieme. Allora, guarda, e poi sono curioso di sentire proprio i vostri pareri, perché questo, quella cosina in più, secondo me, combat sandbox where you succeed through cooperation and improvisation. And now I am excited to share a glimpse into what we've been working on. In fact, we're also inviting all of you to sign up for early playtesting and check it out for yourselves. But first, welcome to 4Loop. Welcome back, team. Eccoci qua. I need you to brace yourselves. PlayStation. Earth
was invaded. Lost in less than a minute. All of this was our fault. Non l'ho manco fatto notare We're sta the cosa, only grazie ones che ci hai left pensato. who can fix it. Vabbè. And you must use our personaggi. machine. The same machine Buonanotte, that broke the world. buonanotte. grazie Gianni, grazie sempre per la compagnia. Now, I know what you're thinking. This bloke's Poi gone entri e insane. vai con i This suoi plan amici. sounds impossible, and we're probably going to die. Questo But potremmo that's where giocare you're wrong. insieme, mi stai dicendo. You're definitely Questo lo going state to dicendo die. voi. Io ho detto seguite. It's all part of Tu my muori new e ritorni. plan. Every time you fail, Ok. I will Vabbè, use our questo fine machine qua, to bring you quel back. Riders, muori, arriva l'altro. Ricostruisce. If you can relentlessly experiment, test strategies, learn from your failures, you will become the world-saving team humanity needs you to be. Trust me, the voice in my head hasn't been wrong yet. Dobbiamo picchiare un cubo. From now on, Va bene. Abbiamo picchiato tante di quelle cose nei giochi impossible. assurdi. Now get out there and fail to save the world. Questo lo dobbiamo provare. Allora, Questo lo proviamo. ditemi, tanto sono le 23:44, Sì. siamo già ad un ottimo punto. Che cosa ne pensate? Io sono curioso di provarlo, secondo me è divertente da giocare con gli amici. Io voto sì. Io quando ho visto questo, l'ho detto pure a Peppe, ho detto questo è il dottor Mercury, Cioè, come ma lo perché- vede fa? Ma perché qualcuno... È vero, adesso c'è qualcun altro che può accedere. Oh, guarda, Allora, diciamo così, domani è New York buono, mettiamola così. stamattina mi ha scetato solo. Va bene. Allora, prossimo video, Prossimo video. titolo alquanto simpatico e interessante, molto Per particolare. tutta la tua voglia di accendere lo E non è spirito Master, natalizio. no, non è non è Master. gastronomico. Of companion Peccato, characters. Enjoy. Enjoy, va bene. Blue Prince. C'ha lo stesso effetto grafico di Blue Prince. No. Ma non è lui. Blue Prince 2. No. 3. No, Blue Prince 4. Yellow Prince. Non puoi mai immaginare chi è il protagonista di sto gioco. La papera. The Forest. Porca la puttana, ci sia andato vicino, ma no. Non è una papera. No. Una vecchia. Guarda le piedi. È un pollo. Che è una donna pollo. Che cazzo ha fatto? Vabbè. E c'è Sdropolo. Dottor Mercury. Eccolo qua. Ci metti uno scialle forse, Sì, non sì, pensi? sì, nella sua versione oscura. Ah, ok. Non li conosco. Sarà nuovo? Allora. Come on. Come l'ha definito Peppino, Gioco dello studio Ghibli praticamente. Cioè... allora, ti dovrebbe ricordare un gioco del passato. Non lo so. Un gioco dove c'era un'altra creatura molto più grande, The Last Guardian. pagatissima all'inizio, però poi si è ripreso. Giuseppe ha detto The Last Guardian con l'intelligenza artificiale attiva. Grandma Simulator non credo, dottor Mercury, sai? No. Non so. Però sembra di un bello sto gioco. Sì, questo piace anche a me. Questo secondo me è molto carino da fare. Però lui si incazza. È come il dottor Mercury. Si Ah, incazza ok, anche lui. era chicken, veramente. Come of the chicken food. Tra i montoni della Guardian. Sì, è un incrocio. Cioè, sta facendo qualcosa. Che sta a fa? Oh, fa evoluzioni a vecchia. C'è un occhio. No. A me non mi ha convinto la vecchia, ma ha convinto l'occhio. Allora. Pubblicità, altre cose, video che hanno tagliato. No. Allora, io mi assento giusto 2 minuti e siamo già ad un ottimo punto. Dai. Torniamo dai. subito. Faccio subito.
Pierluigi, io a te pensavo stanotte. Tu hai sentito cosa hanno annunciato? Allora, ci siamo. Buonasera anche a te, ovviamente, Pierluigi. Prossimo titolo. Sì. Prossimo titolo. Vai. È da capire un attimino meglio, però mi ha interessato. Mi ha un attimino interessato. Un'altra volta questi qua che... Come, talk to me first. I can explain what's going on. What is existence, really? Surely a question without an answer. Your father thought he knew, and it inspired him to grant wishes. Who's that? Nightmare. That's why all of us are here. You want to understand? Un po' Bioshock-like. Ehi, questa è la mia scelta allora. Questo qua. Play your father's game. Ah, Pierluigi, sì, un secondo che ti spieghiamo tutto allora. No, già gli ho mandato il link, lui capirà immediatamente. Switchando poteri, abilità. Questo qua è Scrocchiarello, questo qua. Come si chiama? Ontos. Ah, Ontos, certo. Fratello di Santos. Sì. Ok. Bello, Ontos. Allora, adesso, da capire. Adesso, mettiamoci tutti comodi. Sì. Prendiamo gli giusti spazi. Sì. Prendiamo le giuste cose. Se c'è un pochino d'acqua. Certo, allora. Un pochino d'acqua, brutto rompicoglioni. Tieni. Merda. Allora. Nonostante il clamoroso leak da parte di Sony PlayStation sulla locandina ufficiale del prossimo titolo che vedremo, ma tanto era una cosa che si sapeva già da mesi perché ci seguono certe notizie, io faccio partire il prossimo trailer. Vai. A Natale fai un gesto speciale. Non è questo, non è questo. Di alimento terapeutico. Prizes that await. Allora, aspettiamo un attimo il dottor Gianmarco. No. Sicuro? Sì, ma io non sono un appassionato. Fratello di Santos, pronipote dell'inventicabile Super Santos, sì. Ecco qua. Hello? Si era visto nel trailer l'altra volta, ma non si sapeva chi fosse. It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Talk to me. Is this one like the others? And it's not post-mortem lividity. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. Oh, che bello. Through you, Elpis can finally be set free. Già. No, non credo. Non c'è set on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Ha detto. Victor Gideon. Grace! Grace! Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address.
Sì, c'è il villone bello da esplorare, e già questo va bene. Dr. Gideon has been expecting you. Questo è un problema. Ci cadiamo addosso come si deve, sì. Però c'è anche Leon S. Kennedy. C'è anche lui. Hey, over here. È pronto. No. What are you doing here? Nella che Delle aspettative talmente alte che sono terrorizzato. No, lasciale andare, sembra fatto benissimo questo. Con la piega che hanno preso negli ultimi 2, questo può uscire fuori un titolone qua. Quando c'è Leon ci sono sempre quelli con le motociclette. Guardalo, guarda. Lui non c'ha i superpoteri, come in Tam. Non c'ha i superpoteri anche lui. Lui è Leon, cioè di base è così. Allora, dite voi mentre faccio un attimo un'operazione. Questo qui personalmente lo sto aspettando davvero tantissimo. Dopo la semi-delusione del 5, dopo la delusione del 6, dopo che Capcom è riuscita a riprendere la saga per i capelli e riportarla al giusto successo, questo qui può uscire fuori un titolo della Madocina gustoso. Questo qui, attenzione. Allora, io stavo controllando un attimo la playlist e mi ero dimenticato di metterne uno che a questo punto, visto il momento di massimo godimento, io direi glielo metto subito dopo questo, ok? Così faccio togliere anche un dubbio ad un'altra persona. Allora, Gianmarco, io ho già avvisato Christian. È lui, vabbè. Io avviso anche tutti in chat. Riprendiamo con immenso piacere le live del Remedy Connected Universe perché è stato annunciato lui. Se si carica correttamente. Non si è caricato correttamente. Aspettate, mettilo tu a mano. Aspettate, ci ho aggiornato la playlist. Allora, ok. Allora, Do you feel it? Ma questo è Dylan, sì. Come Dylan? Dylan stava in questa cosa qua. Sì, perché c'è Dylan? Inizia con che cos'è il buco della luce suprema? Tu ricordi l'effetto rosso delle entità precedenti? Sì. Questo è molto più potente. Queste sì, questo è un flip. Fermi. An intrusive pattern. Sta laggando il più. Of staggering power. Control in città. No. Reshaping reality as we è il mondo specchio di Dottor Strange. No. Everything we un piccione da Mammoth. I nostri gesti. Ah, ok, per Luigi ti rispondo dopo a quello che hai scritto. Lì si è ancora presente l'ingresso del bureau sfondato e tutti morti. Jesse più Dylan, quindi chi è là dentro? Dylan. Lei chi è? Jessie, che è la sorella. Però sembra Alan Wake qui, Dylan. Come adesso non so. Allora aspetta, fermi un momento, per piacere, un momento. Che cazzo si è inventato? Un momento, state tutti fermi. Sì. No, lo ti sta parlando con il cemento. Sono le entità, no, sono sempre le entità. Ho capito, ma è un pilone di cemento. È Dylan, ricordo che gemello. La sorella è diventata Rob. Sì, è Dylan. Questo è Control. Che cazzo ha fatto? Questo è Control. Questo è Control 2. Sì. Con Dylan. No, ti sei dimenticato una cosa, Gianmarco. Questo è Dylan. Control 2 col martello. Control 2 col martello.
con Dylan. Cosa sto vedendo? È incazzato come un mostro Dylan. Lui non spara, lui picchia. Control Resonant. Pace yourself. Questa è Jessie. Questa voce Jessie. 2026. A posto. Venduto. A posto. Boh. Allora, per rispondere a Pierluigi, continuo sempre a credere che Resident Evil doveva finire vario tempo fa come sa. Allora, sì, per come stava andando il tutto, diciamo che col 5, con la fine della risoluzione della storia dell'Umbrella, spiegazione delle origini, eccetera, tu potevi far finire. Però, che fai? Ti metti a finire francese che ti fa fare i soldi? Diciamo che poi il 6 è stato quello cinematografico che ha rotto un po' i coglioni, ha fatto un po' troppe cazzatine. Io credevo che Resident Evil fosse morto, invece Capcom si è rimessa, ha capito un attimino alcune cose e gli ultimi due sono stati degli ottimi Resident Evil, ma mancava ancora qualcosina. Questo qua, il mood proprio da Resident Evil 1, horror fatto in un certo modo, ce l'ha, potrebbe essere un gran titolo. Control 2 non si spara come il primo, si mina con Dylan in città con luoghi e mappa grossa da esplorare. Per la scena finale con Jessie penso che o tramite un DLC o in alcune parti di gioco si switcha come in Alan Wake 2 i doppi personaggi, perché ci può dire di tutto a Remedy nonostante Sweet Baby Inc e quant'altro, ma Alan Wake sono 2 giochi in uno e girano bene. Quindi come escono gli ultimi 2 titoli mostrati in live, questi qua li portiamo al day one, senza se e senza ma. E siamo tutti quanti d'accordo. Prossimo titolo. Torna giù con la chat che avevano scritto. Ah sì, è vero. Allora, Samuele Lago è un matto e va benissimo così. Allora, Dottor Mercury, tu per giocarti, tu già, se per caso prendi la PlayStation, Per diciamo, caso, tu no, adesso non hai la un'ipotesi. PlayStation, diciamo che così per Natale siamo tutti più buoni, tu fai 2 semplici azioni: una, prenderti la PlayStation, 2, farti i cazzi tuoi, tu puoi giocare a Control la Definitive Edition e puoi andare avanti. Se vuoi ampliare puoi giocare a Alan Wake e quant'altro, ma se giochi tutti i titoli della saga capisci la storia, ma li puoi giocare pure singolarmente. Cioè Control è un gioco Già divertente. su Steam, a posto. No, Control è bello divertente come titolo, Noi principalmente ti giochiamo per sapere la trama prima di morire. Allora, che cos'è? Let us begin. Template 4 Combiner. North. A world of heroes. Can you charm that goblin? It's too far. I'll swap him out. East. The Mirror Isles. Will the mirrors repair my soul? Will I pass the sono test? dei mini puzzle West. ambientali, Endless mettiamola così. caverns, beams of light. Nobody else could get this old mind suit working, so all the rewards go to me. Skipping stones to lonely homes. I'm close to the treasure. Just a few more minutes. If you don't get back before that storm hits, we're both dead. Fuse and grow. We will it so. Who are you? Ci sono What vari are punti. these? Thieves. They're very useful. Watch this. Can you push a stone back across the water? Si può giocare in co-op. C'è un problema? No, ragazzi, c'è un enorme problema qua. When the portal appeared and I stepped È into this un'enorme mappa overworld, piena di I had enigmi never da fare imagined per such a andare device that avanti. C'è un could open fuse world, reality. open map dove per Not andare just avanti mashing together terrains, sì, it puoi andare weaves the ovunque very basta che laws of risolvi nature into a composite Sì, whole. mettiamola così. The La result mappa è bella surprises me grossa. constantly. sarà un problema. Who has done all this? Sì, And what do they want with me? Tenere d'occhio, tenere questo assolutamente qua, d'occhio. 10 anni di sviluppo, 10 anni ci hanno lavorato. Immagino che siano un bel Order po' da of the fare. Sinking Star is an amazing puzzle adventure with over. Crea un sito da Però amare che spacci. con Wix, Allora, dove le tue parole ok,
creano il tuo brand. Che ce la facciamo a vederli tutti. La tua opportunità. La tua svolta. Allora, avanti un altro. Come? Who are you? I'm a friend. Celestials are the enemy of humanity. A relentless threat to our very survival. I can't do this anymore. Stai sbagliando. Non hai letto bene. Just to get by. The Wizard of the Coast. Non hai letto bene. Non li conosco. Che cazzo di gioco? Nello spazio. Child of Orion, fulfill the Gioco spaziale. In due parole? No. No, in due parole, parere che ho avuto io e anche Giuseppe. Mass Effect nuovo. Mass Effect. La parola Shepard, guarda, si gira. Se glielo fai si gira. You can wield celestial tech and find a cure. Well, that's fucking terrifying. Quindi Wizard of the Coast, avventura con qualche elemento RPG, voglio pensare, a tema spazio. Che fai? Non te ne privi? Dici una prova, non gliela fai? You could save all of us. Le cose con gli alieni me le faccio tutte. E questo qua mi sa che lo devi fare proprio per bene. Questo sarà una bella avventura single player con una bella storia. Spero un bel gameplay e siamo tutti contenti. C'è anche l'orso con l'armatura, perché no?